A Terrapostale, capitolo 8. La persecuzione a Gerusalemme. Saulo, stavano fra tutti quelli che consentettano può facire. Rinda quegli giorni, scoppiò un revuoto contro la chiesa di Gerusalemme e tutti i cristiani, a fuori all'apostolo, furono sparpagliati rinda a tutta la terra a Giudea e a Samaria. Le persone sante atterrarono Stefano e facettero tutto in forza per esso. Saulo si mettette a contrastare tutta la chiesa e trasenne rinda a casa la gente, affarava uomini e femmine e buttava in galera. La dispersione dei cristiani. Filippo in Samaria. Tutti quelli che erano stati sparpagliati se ne erano per rinda i paesi e cominciarono a far spannere pure la parola di Dio. Filippo, che era sceso rinda la città di Samaria, ha cominciato a predicare a tutta la gente la parola di Cristo. E tutta la gente metteva assai attenzione a tutte le parole sue, sentendole parlare e vedendo i miracoli che Cristo faceva. Ancora parecchie persone scendevano in riavola, buttando a Luca assai forte, e parecchie ciunghe struppiate furono sanate. E ci fu una priezza rossa in quella città. Simone o mago. In quella città ci stava tanto tempo uno che si chiamava Simone, che faceva fattucchiare e faceva rumare tutto il popolo della Samaria a bocca aperta. E si metteva a spaccugnare innanzi a loro, facendosi passare per una persona assai capace. Tutta la gente, rossa e piccerilla, accettavano quello che faceva e dicevano: rinda chi stomma si sta spalfacando tutta quella potenza di Dio, quella che viene chiamata rossa. Tutta la gente stava a sentire, perché per parecchio tempo l'aveva fatta uscire fuori panna con tutte le charme che Cristo era capace di fare. Ma quando sentettero a Filippo che portava a loro che la buona notizia, lo regno è Dio e il nome è Gesù Cristo, uomini e femmine si facettero battezzare. Pure Simone credette e fu battezzato e non si arrasava mai a Filippo. Pure si era asciutta fuori le panna vedendo quello prodigio che Filippo faceva. Tutta l'apostolo, che stava in la città di Gerusalemme, quando sapettero che tutta la gente della Samaria avevano accettato la parola di Dio, mandarono subito la Pietro e Giovanni. Questi scendettero in quella terra e si mettettero a pregare perché pure loro potessero avere lo Spirito Santo. Non era ancora sceso in quella nessuno, e loro, e perché erano solo stati battezzati in nome di Gesù Cristo. Mettettero in mano a loro stesso in quella ognuno e loro, e pure chi l'aveva lo Spirito Santo. Simone, quando avrette con lo Spirito Santo veniva mettendo in mano in coppa capo la gente, voleva parecchi denaro a quelli due apostoli, dicendole: date pure a me questo potere, perché pure io, mettendo in mano in capo la gente, avessero pure loro Spirito Santo rinde in mano meglio. Ma Pietro rispondette dicendole: va zuffuno, tu e denaro tuoi, perché pensate che chi l'uriale è Dio si potesse accattare denaro. Tu non tieni niente a che fare con noi rinde a queste cose, perché tu non tieni la coscienza apposta, innanzi a Dio. Pienditi per questa infamità. Errà a toi e mettiti a pregare al Signore, che ti perdonasse il peccato e il pensiero che tu hai fatto. Perché io mi sto adunando che se chi ne infamità è prigioniere questa infamità. E tanto Simone rispondette dicendole: pregate pure voi per me, o Signore, perché non mi succedesse niente tutto quello che mi avete detto. A così Pietro e Giovanni rendono l'attestazione a loro e pregano la parola del Signore. Poi se ne tornarono un'altra volta in la città di Gerusalemme, pregando che la buona parola rinde parecchia paesiella da Samaria. Filippo battezza in eunuco. L'angelo del Signore parlava a Filippo e le ricette: Susd, va mia zona e ziorno, coppa viga scena a Gerusalemme, a casa, che sta via mo è sull'agna. Issa su sette si mettette a camminare in coppa a quella via, quando andrà sette trova in Etiope, un eunuco, che era un ministro di Candace, a regina dell'Etiopia. Chi se ne prende in mano sue tutte le tesori queste, erano venuti alla città di Gerusalemme per adorare il Signore. E Tanna se ne stava tornando assettata, un coppo carro suo, leggendo il libro del profeta Isaia. Lo Spirito Santo ricette subito a Filippo: va più annanzi e cerca arriva chi lo carro. Filippo corrette annanzi e, sentendo che stava leggendo il profeta Isaia, le ricette: ma tu stai capendo quello che stai leggendo? E come posso capire se nessuno mi fa capire? Rispondette questo. E subito mi dai a Filippo assai in coppo carro suo e lo facette assettare vicino a esso. Questa la scrittura che stava leggendo diceva così: come una pecora è stata portata a un macello, e come una pecorella che non allucca innanzi a chi le costa carusanno.
a così chis non ha reputato bocca soia. Rindo i vergogni suoi, a giustizia le è stata anniata, a rascendenza sua, chi sarà capace di raccontare? Perché con violenza è stata trovata a mezza rinda terra e vive. Poi, avutannasi Filippo, a chi l'eunuco le ricette. Te prego, dimmi, e quale persona potete stare dicendo questa cosa? Sta parlando di se stesso o è un'altra persona? Filippo, cominciando a parlare e partendo proprio da chi lo testa la scrittura, le parlare la buona parola di Gesù Cristo. Camminando, goppa che la via, arrivai da un pizzo dove stava parecchia acqua e chi l'eunuco ricetta a Filippo. O viccan, cangessa l'acqua, perché non posso essere battezzato pure io? Facette fermare il carro e tutte e due scendette dentro a quell'acqua. Filippo e chi l'eunuco e chi se fu battezzato. Come a scelta dentro a quell'acqua, lo spirito del Signore facette scomparire Filippo e chi l'eunuco non lo vedette più. E con una rossa priezza dentro il cuore suo, continuò a camminare in coppa a quella via. Filippo fu portato dentro la città di Azoto e là si mettette a predicare il Vangelo di Gesù Cristo dentro a tutte quelle città, sino a quando non arrivai dentro la città di Cesarea.